Ecco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Andrea, a te la linea. Grazie tantissimo Andrea. Si ritorna, sì, è una battuta alla toscana, si torna a parlare, si torna a dire, a fare, a bisbigliare, a bla bla blare. Sì, perché le vacanze sono finite e io sono reduce da un bellissimo viaggio nel sud, di cui tra l'altro vi parlerò non per tediarmi sulle mie cose, ma per accennarvi ad alcuni spunti popolareschi che caratterizzano il Sud del 2024 in senso ovviamente buono, costruttivo, fattivo, consustanziale, e così ho la visione del mondo che è un po' lo spirito anche di questa radio. Allora oggi però è chiaro ed obbligo anche parlare del segno zodiacale in cui siamo immersi. Perché si parla di astrologia? Lo ripeto a tutti quelli che magari appunto si aspettano qualche altra argomentazione che non anche l'astrologia, di cui peraltro parliamo soltanto una volta al mese in occasione del cambio di segno. Perché l'astrologia è un patrimonio della cultura popolare. Non si discute qui in questa sede sul valore reale dell'astrologia, parla di verità, parla di frottole, non è quello il punto, però si tratta di una credenza articolata, argomentata, sviluppata anche in tutta una serie di approfondimenti apparentemente scientifici che fanno parte di una tradizione popolare che ha voluto usufruire di simboli, archetipi, spunti di tipo mitologico e culturale esoterico per capire il mondo. Ecco, tutto qui naturalmente. Oggi è la volta del segno della Vergine, Virgo in latino, perché il segno della Vergine è iniziato già verso la fine di agosto ed poi andrà fino, sappiamo tutti, al 22 di settembre, quando poi inizierà il segno della Bilancia. Peraltro oggi parliamo anche della figura mariana, che è strettamente collegata proprio sul piano simbolico. Del resto non voglio citare libri che tedierebbero subito, così da appena dopo il mio ritorno, perché non è detto che poi la cultura, specie la cultura popolare, si rifaccia per forza dei libri, però sicuramente sono state scritte molte pagine su questo aspetto importante, l'eredità della cultura antica e della cultura atavica, anche in un ambito che appunto può definirsi esoterico. Il rapporto con le religioni è molto forte ed è molto sottile. Poi naturalmente sappiamo tutti che in questo tipo di approfondimento culturale, secondo qualcuno pseudoculturale, ma noi abbiamo imparato negli ultimi anni che spesso i soloni che si propongono portatori di scienza con la S maiuscola sono i primi a non capire veramente la realtà, ma insomma è un ambito culturale dove si cerca di cogliere il senso ultimo delle cose e della psicologia umana. Virgo, la regina vergine, no? La figura della Vergine è una figura che non è direttamente zodiacale, no? Perché noi parliamo di zodiaco. Parliamo di zodiaco, zoos, animale, e diakos come diciamo calendario degli animali. Quindi abbiamo l'ariete, il torso, tutti animali, no? Apparentemente, però qualcuno no, o almeno lo è
nella misura in cui è possibile pensare, lo ha fatto qualcuno, un parallelismo con una certa famiglia di animali. In questo caso, non lo dico io naturalmente, la Vergine sarebbe parallela soprattutto al gruppo degli umanoidi. Ecco, da qui appunto lo stretto collegamento con dimensione umana, e soprattutto verso le scimmie, specie quelle antropomorfe. Ma non saltate sulla sedia o sulla poltrona, se state comodamente guardando il digitale 252 della TV, e non saltate voi vergini, brutta espressione, perché c'è sempre nella lingua italiana un doppio pesismo, ecco, una doppia valutazione a sfondo sessuale, e vicende anche politiche lo hanno dimostrato, ma insomma in realtà il segno della Vergine rappresenta proprio una figura che è ad alto livello di umanità, di humanitas, avrebbero detto gli antichi, perché il pianeta governatore del segno della Vergine è Mercurio. Mercurio è il pianeta, e quindi anche per ispirazione mitologica, quella divinità che insomma esercita meglio di tutte le altre già nel mondo greco, che rimane un po' il riferimento assoluto di questo tipo di approccio col reale, è l'espressione appunto dell'intelligenza, della cultura, della trasmissione di pensieri e di tutto quello che fa pensare in senso lato. In genere, e ancora una volta lo ribadiamo, perché l'astrologia è una scienza molto complessa, e molto più complessa di quello che hanno fatto apparire coloro che l'hanno denigrata in forma spesso pedestre e perlomeno superficiale e ambigua. Ma la scienza, la conoscenza, l'applicazione astrologica è un'applicazione che tenta di spiegare la psicologia umana, partendo da delle generalizzazioni. È evidente, lo ripeto, e stavo dicendo che per chi si occupa realmente di questa materia, nel tema natale non andrà visto soltanto il Sole, perché stiamo parlando di posizione del Sole in Vergine, ma andranno visti tutti gli altri elementi che possono sfalsare quella che è un'impronta di base che rimane soltanto a livello di coscienza. Cioè i nati sotto il segno della Vergine vivono una coscienza verginiana, mercuriale, adesso spiegheremo come e perché, ma in realtà possono benissimo, attraverso un ascendente, attraverso valori lunari che hanno ben diversi da quelli verginiani, esprimere idee, comportamenti, gusti e scelte e azioni che non sono verginiani. Questo deve essere chiaro, perché parlare di astrologia, pur all'interno di una trasmissione molto più vasta e complessa nella sua apparente banalità, cioè la cultura popolare, rischia poi in radio, in televisione, di non far comprendere il vero senso di questa materia, che spesso viene dileggiata proprio perché arriva a delle battute, degli assiomi che leggiamo anche sui quotidiani o sentiamo dagli oroscopi più banali, futili e falsi, il senso appunto di non aderenza alla realtà. Quindi il valore Virgo è il valore di un esercizio privilegiato della mente come guida della vita, delle cose, eccetera. Ma perché Virgo? Perché appunto il concetto di verginità, che poi il mondo cristiano ha ripreso dal mondo antico, non per fariseismo o gusto falsario, ma perché non poteva partire dal nulla, nulla di nuovo sotto il sole, questa è la legge della vita umana. Però certamente il mondo
verginiano è un mondo che parte dall'idea di verginità. Il concetto di verginità. Verginità significa pulizia, castità, significa precisione, significa rispetto, significa femminilità in senso tradizionale. E anche qui naturalmente ci si espone un po' a quelle che sono le direttive della woke culture o di culture postmoderne, che evidentemente non accettano più l'idea che si debba in qualche modo associare al genere femminile il concetto di verginità. Ma è chiaro che la verginità non esaurisce la meravigliosa complessità del mondo femminile, ne è una parte importante però, perché appunto se esercitata in tutte le sue forme, quindi non solo fisica ma anche mentale, morale, rimane uno zoccolo duro di un'impostazione femminile del mondo. E poi naturalmente sappiamo benissimo che molti sono nati in questo segno ma sono maschi, o sono altre forme di manifestazione sessuale come viene notato oggi attraverso tutta una serie di gusti barocchi. Ebbene, benissimo, queste persone comunque hanno dentro di sé, anche essendo maschi, un elemento che richiama alla purezza e alla castità femminile. Questo non significa, si badi bene, che tutti i nati dalla Vergine, ecco, vedete come poi si presta facilmente al dileggio l'astrologia, abbiano queste caratteristiche. Ma è un problema attorno al quale l'esistenza, il destino dei nati del segno della Vergine si affanna, si tormenta, e può essere ovviamente un tabù che viene infranto a seconda appunto della posizione dei vari astri all'interno di un tema con Sole in Vergine. Si affanna e si dileggia in varie forme, e eventualmente mortificando o costruendo un'effrazione del concetto di verginità. Avevo fatto qualche anno fa una conferenza sul significato profondo delle cose, sia dal punto di vista popolare sia dal punto di vista dotto. Voi sapete che questa conferenza lo dimostrò anche attraverso un intervento curioso da parte di un mio ascoltatore, ero a Brescia in quell'occasione. Dimostra che i due poli opposti hanno significati che si ricercano fra di loro. Quindi l'asse della Vergine è certamente il significato della purezza, ma anche per contrappeso, sfida e evoluzione dialettica dell'impurità, che può generarsi proprio paradossalmente nella contorta mente umana dal desiderio di purezza. Io desidero essere puro, ma nella misura in cui io desidero fortemente essere puro, devo provare, questo vale per taluni ovviamente, non per tutti, devo provare cos'è l'impurità, altrimenti non colgo bene cos'è l'onestà, la purezza, la castità, il rigore morale. Certo, tutto questo viene esercitato dai valori Vergine in senso mentale, perché è un segno mercuriano, e quindi se da una parte c'è un esercizio continuo e privilegiato dell'intelligenza e dei campi in cui l'intelligenza si sviluppa, tipo la cultura, la storia, la psicologia, tutto quello che si appresta all'analisi profonda, alla filosofia, eccetera, molti filosofi nati anche qui sotto il segno della Vergine. Se da una parte esiste questo, dall'altra l'abuso di questi privilegi comporta evidentemente nei verginiani delle idee ossessive, della cerebralizzazione. Tutto quello che è anche piacere, gusto, volontà, emozione, tutto diventa cerebrale, tutto viene
riciclato e rifiltrato attraverso il ripensamento, la riflessione, la quasi o per moda o per tendenza abusiva e viziosa, tutto appunto tende a diventare in qualche modo un pallino che non trova più riscontro, un pallino mentale quasi psicopatico, che non trova più un riscontro con quello che si vede nella realtà. Quindi questi valori verginiani nel bene e nel male sono valori che però appunto appartengono al livello di coscienza delle persone nate sotto questo segno, un segno che era stato attenzionato fin dall'antichità, perché poi tra le altre cose l'astrologia ha una storia lunghissima, no? Che parte dal mondo assiro-babilonese, grande osservatore del cielo, e trapassa ovviamente il mondo mediterraneo. Qualche volta abbiamo parlato anche di astrologia celtica, perché i Celti non partivano dagli animali o dagli uomini, ma partivano dalle piante, dagli alberi, e su questo casomai torneremo in un'altra occasione. Però è importante capire quanto in effetti questo segno che sta alla fine dell'estate riesca a preludere a una maggiore attenzione e positività, quindi ripiegamento in se stessi, ecco, distacco dalla foia, dalla emozione fine a se stessa, dal tripudio gaudente, e quindi prepari evidentemente un'altra stagione, che è la stagione dell'autunno. Giustamente i meteorologi dicono che l'estate inizia già col segno dei gemelli, quindi gemelli, cancro, leone, e quindi l'autunno sarebbe costruito da Vergine, Bilancia e Scorpione, mentre entreremmo nel vero autentico inverno col segno del Sagittario, della Sagitta, di colui che appunto lancia la freccia, e siamo sicuramente su altri valori e altre posizioni. Per chiudere questa prima parte di trasmissione vorrei citare tantissimi personaggi che sono nati sotto il segno della Vergine. Ne prendo una che è espressiva proprio della polarizzazione tra sanità e follia. Ovviamente non è una critica alla persona, perché si tratta di una grande star dello spettacolo, e si chiama Loredana Bertè. Loredana Bertè rappresenta un caso emblematico, anche se poi noi sappiamo che nel suo tema natale ci sono tantissimi altri valori che complicano la situazione. Però in che senso appartiene in maniera forte al segno della Vergine? Appartiene al segno della Vergine perché canzoni scelte, non da lei scritte ovviamente, ma scelte da lei per essere cantate, si rifanno al concetto di femminilità come una sostanza primigenia quasi, che ha il diritto in qualche modo di viversi fino in fondo in una dimensione di ipotetica onestà e castità. Però, specie nelle ultime canzoni, lei ha dimostrato il lato folle, cioè in qualche modo la sfida a questa regolarità mentale attraverso questa manifestazione che può essere proprio tipica del segno della Vergine e di coloro che cadono malati di psicofobie, cioè quella appunto della schizofrenia, in senso buono naturalmente lo si dice, perché in realtà sappiamo che non è malata, ma gli atteggiamenti, i comportamenti e i testi delle canzoni di Loredana Bertè, al di là del fatto che piacciono o meno, ma poi non entriamo in una dimensione estetica, sono quelli appunto di un verginismo che per capire la sanità, l'onestà, la purezza deve passare attraverso la follia, la trasgressione e tutto quello che anche musicalmente è rock e non melodia e armonia, non senza abusi
di vario tipo e di vario genere che si sono registrate anche in campo amoroso. Mi viene in mente la famosa storia col tennista svedese. Poi la morte della sorella sicuramente di Mia Martini ha contribuito ulteriormente così a rendere ossessive alcune fissazioni. Queste ossessioni, fissazioni verginiane sono l'aspetto ombra del segno che stiamo valutando. Siamo arrivati, parleremo poi adesso di Maria, delle sagre e di tante altre belle cose nella seconda parte. Ecco l'intervallo. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea. Grazie Andrea, e noi proseguiamo su questa linea con diciamo, il piatto più piccante del menù di oggi, perché potrebbe sembrare trasgressivo verso la religione cristiana, ma non lo è assolutamente. Anzi, ci permette di capire meglio perché la religione cristiana è la più compiuta delle religioni monoteistiche. Ecco, tutta la tradizione verginiana della Virgo, ecco, come regina della mente e dell'applicazione etica, è stata incarnata da Maria. Maria è vergine nella misura in cui non è stata deflorata, non è stata amata carnalmente da nessun uomo. Questo aspetto è un aspetto che ci ricorda tantissime figure dell'antichità. Mi viene in mente anche certe figure egizie, del mondo egizio, perché evidentemente niente di nuovo sotto il sole, non è che la religione cristiana potesse proporre una figura radicalmente di donna, radicalmente diversa dalle altre. Certo, la maturazione dal punto di vista monoteistico, anche in relazione alle figure di Dio e di Gesù, è quella della capacità da parte della dimensione verginiana di produrre ugualmente la divinità. Ella è madre di Dio e quindi, diciamo, i fedeli cristiani, quelli che ci credono, vanno a pregarla in chiesa anche in questo settembre, attraverso le feste che adesso citiamo, come emblema di una produzione mentale del divino. Ella non partorisce realmente Gesù, ma il suo parto non è un parto carnale, ma è un parto mentale. Peraltro nel mondo mitologico antico queste cose c'erano già. Mi viene in mente Minerva, che è un'altra figura femminile legata al segno della Vergine, l'Atena greca, che era nata, pensate un po', dal cervello di Giove. Qui c'è stata un'inversione, nel senso che la Madonna non nasce da un elemento maschile, ma si appoggia a un altro elemento maschile surrettizio come Giuseppe, San Giuseppe, per costruire una famiglia, ma in realtà dalla sua mente, più che dal suo seno e dal suo utero, nasce il Cristo. Guardate che lo spirito di questa trasmissione non è affatto, come dire, irriverente verso la religione, ma vuole aiutare a comprendere meglio queste figure di cui non si discute sul piano reale, per chi ci crede, il valore assoluto, il valore di santità, il valore miracolistico. Mi viene ovviamente in mente la Madonna di Lourdes e tutte le Madonne, Fatima, Medjugorje, eccetera, eccetera, che hanno saziato nel mondo contemporaneo questa fame
di amore vero e profondo da parte dell'umanità occidentale. Qualcuno dice addirittura che proprio le apparizioni di Maria sono state un toccasana rispetto a uno sbando morale. Ecco, ritorna il tema dell'etica e della morale molto forte nella Vergine, che si era già palesato, questo sbando si era palesato già nell'inizio dell'Ottocento, attraverso tutta una serie di fattori e contesti economico-sociali, culturali e comportamentali. Ora noi siamo di fronte ad alcune feste nel segno della Vergine, quindi nel calendario settembrino, che sono squisitamente mariane. Il nome di Maria e il 15 prossimo Maria addolorata. Ma perché una vergine può addolorarsi? Una vergine può addolorarsi proprio perché non vede ancora il mondo quale aveva progettato la cristianità, un mondo adeguato alle istanze cristiane, no? Quindi la teologia recita ad Iesum per Mariam, cioè Maria farebbe appunto da intermediaria rispetto alla volontà cristica, ma il dolore nasce proprio secondo la teologia cristiana, stiamo ragionando dal punto di vista di una cultura popolare a base monoteista. Ebbene, passa attraverso la sfida all'inferno. Ricorderete che molte statue della Madonna propongono quella che è l'iconografia scenica più appassionante e demonoiatrica, si dice appunto, di sfida verso Satana, perché lei schiaccia il serpente con il piede. In alcune chiese si va lì a recitare Ave Maria, puntini puntini, e la si guarda appunto in questa funzione demonoiatrica di abbattimento del male, per quello appunto che è apparsa nel mondo, perché il male da quel punto di vista lì, perché diventava invadente. Quindi il male è proprio, questa è una tematica verginiana della Virgo Regina, che deve distruggere tutto quello che è fonte di malvagità, di male, di peccato. Chiaro che all'interno di questa dimensione il sesso ha una funzione forte, perché per quanto sia il più bel dono del cielo, può essere usato in termini abusivi, e quindi naturalmente seguo un iter di credenza popolare che è anche visione morale in senso lato. Non è detto che sia esattamente il mio pensiero. Certo, io sono figlio di un'epoca che comunque diciamo così ha combattuto una visione repressiva del sesso, eccessivamente repressiva del sesso, e quindi nessuno vuole tornare indietro, però rimangono dei valori archetipici che sono quelli di Maria, ma anche del seno della Vergine, di sfida alla sessualità fine a se stessa attraverso la castità, l'onestà, il cibo rifiutato fino all'anoressia, altro problema del segno della Vergine. Il cibo, transustazione dello stesso sesso, viene rifiutato perché è considerato fonte di male, e quindi di conseguenza questo vale in senso lato sul piano psicologico, ma certamente tutta la stessa liturgia mariana in senso pratico e la teologia mariana ci richiamano a comportamenti sobri anche in campo alimentare, ovviamente. Il dolore, il nome che è stato celebrato ieri è il nome della
della santità in senso assoluto, no? Miriam in antico ebraico, appunto, che è diventato Maria. I nomi hanno importanza, anche questo fa parte della cultura popolare. I nomi non sono casuali. Se uno si chiama Andrea, se uno si chiama Giovanni, se uno si chiama non so, Francesco o Luigi, non è una casualità. Il caso non esiste. Si tratta di indagare in termini sani e non farfuglianti, perché a quella persona è stata data quel determinato nome. Quindi, naturalmente qui mi rivolgo anche al caro regista Andrea, che è il mio stesso nome. Tenga conto che anerandros, greco, significa maschio. E qui si aprirebbe un altro versante di una cultura popolare a sfondo esoterico che si chiama onomanzia, ma avremo modo di riprendere. Quindi il nome di Maria e da una parte e dall'altra il dolore di Maria per il male del mondo appartengono anch'essi a questo serbatoio verginiano sicuramente molto forte e molto sentito anche. Pensate anche al sud quante persone di genere femminile sono state chiamate, adesso un po' meno, addolorata. Certo, voi direte, ma noi qui siamo di fronte a una cultura, quella religiosa monoteistica, che è in crisi. È vero, è in crisi. Non è che possiamo bendarci gli occhi e far finta di niente. Né magari, io dico e abbozzo quest'idea, certe alzate di cresta da parte del mondo catto tradizionalista, pur simpaticissimo, servono a migliorare una situazione che evidentemente trapassa in gusti, contesti molto diversi rispetto al passato. Però non può morire questa realtà, non può morire non solo perché fa parte della tradizione popolare anche italiana, ma non può morire perché evidentemente la religione ha un senso e un significato per il suo valore eterno. E al di là di tutto, ovviamente, le celebrazioni e le feste che ci sono mariane in Italia in questo periodo sono tantissimi. Mi viene in mente così a volo d'uccello il santuario di Montevergine, che non a caso si chiama Montevergine, a provincia di Avellino. Mi vengono in mente tutta una serie di santuari mariani che sono dislocati ovviamente da Caravaggio per arrivare a Loreto, in le posizioni le più varie nel nord e nel centro. E tantissime espressioni popolari, anche come sagre e come feste, appunto, tendono a valorizzare meglio questo raccoglimento mariano. In genere le sagre e le feste a sfondo mariano non sono troppo goderecce, non sono ispirate appunto come in altri contesti stagionali al godimento dei beni della carne, ma appunto invece a un ripiegamento verginiano su se stessi. E questo è molto bello, è molto giusto, perché noi attraverso le feste vediamo proprio questa evoluzione già all'interno dell'anno, ecco, dei comportamenti umani che fanno parte proprio di un'autoregolazione da parte di chi evidentemente vive queste determinate realtà. Ma così come a maggio, altro mese mariano, noi assistiamo all'inizio di questa parabola dedicata alla Vergine, adesso siamo al termine di perché la Vergine, scusate i rumori di fondo, la Vergine ci richiama in questo mese, secondo questa visione religiosa, ci richiama appunto a abbandonare quelle che sono le allegrie, i tripudi un po' come dire sbruffoni dell'estate caliente, per entrare appunto nella stagione più fresca. Io chiuderei questa parte dedicata a Maria proprio perché mi sembrava molto molto congeniale
a quel discorso a base zodiacale che dicevamo prima. Tra le tante sagre d'Italia di questo periodo, io intanto continuo a raccomandare un libro che è uscito qualche mese fa di Donatella Alquati e Giorgio Mininno, Sagre d'Italia. Vediamo un po' se si riesce a mostrare, appunto, Sagre d'Italia. È un libro che trovate in tutte le librerie, in ogni caso lo potete richiedere, perché ha avuto già un notevole successo. Avere in mano la possibilità di dire oggi vado a visitare quel posto e ne approfitto per vivere fino in fondo questo discorso della sagra è perlomeno gratificante. E sono edizioni Slow Food. Vedete che tutto ritorna, no? Tu se tieni, Slow Food. Ma tantissime sagre sono dedicate a settembre all'uva. Stagionalità della cultura popolare, l'abbiamo già detto, l'uva è un delizioso frutto tipico di questa stagione. C'è chi la raccoglie a fine agosto, chi a fine settembre, qualcuno addirittura all'inizio di ottobre, poi dipende anche dalle stagioni, come vanno a seconda degli anni, caldo, freddo, tempeste che spesso sciupano tutta una fatica bestiale di chi li coltiva. Lo posso dire nel mio piccolo perché ho fatto qualche vendemmia da ragazzo e quindi ho vissuto anch'io quello che è questa specie di maledizione. Se poi piove, ecco, il lavoro diventa ancora più fangoso e umiliante. Ma nel complesso tutte le sagre dell'uva non solo richiamano alla possibilità di bere l'uva, ma di mangiare l'uva, ma anche di bere vino, anche se il vino non è stato ancora fatto. Però vedete, c'è un collegamento in questo non solo con la stagionalità, ma anche con la auctoritas, scusate la parola latina, autorità in senso lato cristiana, perché sicuramente il Cristo vede nel vino, si pensi alla famosa parabola evangelica, vede nel vino una dei liquidi più vicini, ovviamente alla liturgia della messa, più vicini alla sensibilità umana e alla possibilità dell'uomo di comunicare con Dio. Parla uno che, sottoscritto, che beve pochissimo vino. Purtroppo mi crea del sonno e non riesco poi a liberarmi dalle braccia di Morfeo. Però quello che conta è appunto questo collegamento, questa liaison analogica col simbolo del vino. Nelle feste si beve il vino vecchio e si archivia una stagione di fronte alla quale si aprirà la stagione del vino novello, fra un po' di tempo naturalmente. Tra le tante ci sono tantissime sagre dell'uva in tutti i posti dove si fa l'uva, naturalmente. Quindi sempre a volo d'uccello la Franciacorta, il Monferrato o il Friuli al nord, la zona della Toscana, Montalcino, centro-meridionale al sud, le zone canoniche della produzione del vino al centro, vi dicevo, ma al sud anche ovviamente la Sicilia, alcune zone della Campania, laddove evidentemente la produzione dell'uva è strabordante. Però vi voglio citare la festa dell'uva di San Colombano al Lambro. San Colombano al Lambro è una piccola località, ma neanche troppo, perché penso che ancora riesca a stare nel limite dei 10.000 e non si sia abbassata, che costituisce un'enclave preziosa fra Lodigiano, Milanese e Pavese, e il talento naturale di avere una collina. Sono stati scritti dei libri, pensate, sul valore sacrale della collina di San Colombano, e non per concedere spazio gratuito e fine a se stesso al padanismo e ai padanisti,
peraltro lo sono anch'io dal punto di vista culturale, non politico ma culturale, come ovviamente difendo con l'occasione per ricordare la mia vicinanza senza falsità, piaggeria, alla linea politica di un certo movimento, difendo tutte le comunità dei popoli italiani che devono, attraverso la chiave dell'Italia federale, ritrovare il senso della propria identità. Ma San Colombano è quella collina dove si produce il vino in mezzo alla pianura padana, quindi ha quindi un valore sicuramente identitario molto forte, ma quello che importa soprattutto è capire quanto quel vino non sia paragonabile, quell'uva ovviamente, che io stesso ho vendemmiato in una piovosa giornata di settembre del 1973, quell'uva prodotta dai colli di San Colombano e quel vino, che ne è la derivazione, hanno come dire, una funzione speciale. Addirittura qualcuno lo chiama il vino di Milano, facendo concorrenza probabilmente al vino di Montevecchia. Ma tutto questo non incide minimamente sul fatto che comunque i vini più celebri, che battono decisamente anche in qualità il vino di San Colombano, non cedano, ecco, comunque a questa funzione sacrale della collina posta in mezzo alla pianura padana. Lì c'è una festa dell'uva nella seconda metà di settembre che è inebriante. Ecco, cercavo nel mio cervello, spesso contraddittorio e confuso, la parola giusta, inebriante, perché ci sono dei carri, vengono apprestate dei carri quasi carnascialeschi, vengono organizzate dei giochi speciali che fanno appunto di San Colombano al Lambro la regina dell'uva della bassa lombarda, facilmente raggiungibile anche dal bresciano, dal bergamasco, dal cremonese, oltre ovviamente che dal milanese al pavese, e orgogliosamente finché ci sono state le province appartenenti alla provincia di Milano. Non che sia un vanto reale per il fatto che io sia nato a Milano, ci mancherebbe altro, però ovviamente sul piano identitario non si può dimenticare questo fatto, anche attraverso il collegamento della figura di Petrarca, che è una figura alta, però attenzione, io sono un petrarchista più che un dantista, l'ho detto diverse volte in Cultura e Arte. Petrarca conosceva a menadito la cultura popolare e nel suo trattato in latino Contra Medicos, cioè contro i medici, diceva: io spesso uso delle erbe e dei trattamenti alternativi perché non mi fido della medicina ufficiale. Io non ho sentito citare da parte dei no-pass, dei no-vax, Francesco Petrarca, perché evidentemente c'è anche qualcuno di loro, con tutto il rispetto, che appartiene alla cultura woke. Nessuno è santo a questo mondo. E quindi nel complesso citare Petrarca e ricordare Petrarca anche in chiave di cultura popolare, perché, vi stavo spiegando, Petrarca ha dimorato nel castello bellissimo, andate a visitare, anche se in parte ruderizio, ma imponente e dominante, castello di San Colombano. E i due posti che amava di più al nord, venendo lui da Arezzo, erano quelli della Cascina all'interno a Milano,
a Milano Ovest, lontana da San Siro, e appunto il castello di San Colombano. Affinità elettiva evidentemente fra due luoghi, fra due genius loci che non solo sono appartenuti a questa cultura singolare di mediazione fra dotte popolari che era quella di Petrarca, ma anche sono appartenuti già in epoca medievale all'ospitalità più autentica della lombardità e dell'insubrità. Ecco. Poi qualcuno ritiene che il cosiddetto dialetto, cioè la lingua locale banina, sia influenzata anche dal cremasco. Ci sono varie linee di pensiero. Io a Lodi sono stato contestato una volta, tanti anni fa, perché dicevo che comunque il lodigiano e il banino, cioè il dialetto di Sanco, erano comunque stati rifiltrati molto dal milanese, e venivo contestato perché comunque sono appartenenti quasi al mondo della Lombardia orientale. Sì, perché quella linea divisoria valga come cultura popolare a sfondo dialettologico. Quella linea divisoria costituita dall'Adda si indebolisce man mano che l'Adda va verso il Po, e quindi c'è una trasfusione maggiore tra bassa occidentale e bassa orientale anche dal punto di vista linguistico. Però se andate a San Colombano capirete meglio. Un'ultima nota su Palazzeschi. Aldo Palazzeschi è stato un grandissimo scrittore, ha scritto anche delle poesie, ma soprattutto tantissimi romanzi. Viene in mente Il Codice Perellà e Le Sorelle Materassi. Io lo chiamo pop chic. Ieri è uscito anche un bell'articolo del giornale in Copernico, e Palazzeschi era un personaggio straordinario, fiorentino, ma conosceva molto bene anche Venezia, e tantissimi suoi romanzi hanno uno sfondo autenticamente popolare. Pensate alle Sorelle Materassi, che si disperano per questo nipote che in qualche modo tradisce i loro insegnamenti, il loro mondo. Queste due sorelle che bene rappresenterebbero, almeno letterariamente, il segno della Vergine, perché insomma in qualche modo caste, perlomeno a livello morale, volevano fare del nipote un santo, ma non ci sono riuscite. E questo fa parte di un gusto popolare che poi è stato dimostrato da Palazzeschi in tantissime altre opere, laddove evidentemente un certo tipo di simbologia colta si innestava all'interno di trame e favole pinocchiesche o a gusto popolare che lui aveva letto avidamente e che appartenevano in gran parte alla tradizione toscana. Perché la Toscana ha anche questo merito di non solo di aver dato la lingua all'Italia, ma anche di aver prodotto una letteratura gustosissima. Prima citavo Petrarca, appunto, citiamo Collodi con Pinocchio e citiamo Palazzeschi, perché Palazzeschi, io ho in mente una pagina stupenda di un suo romanzo che descrive il risveglio dei veneziani quando il doge, appunto il titolo è questo dell'opera, il doge si mette a parlare in pubblico, no? Come un imam, improvvisamente, e dà l'allarme a tutti e risveglia tutti. Il doge. Ecco, il doge è un po' la figura del Dio col quale ciascuno di noi, attraverso la modulazione del sacro di cui parlavamo prima, del mito, interloquiamo naturalmente. Ma come Palazzeschi ci raffigura questo risveglio infastidito, perché i veneziani insomma erano occupati non solo a dormire ma anche a far l'amore, ecco, con le loro donne, e vengono svegliate da questo richiamo del doge che deve fare un annuncio importante. Ma pensate quanti significati ha questa pagina. Palazzeschi era un maestro. Rileggiamo questi grandi autori del Novecento, perché, signori, nel nostro secolo, il XXI, c'è poca roba di questo livello. Io non sono un passatista, credo nel futuro, credo nella storia che cambia, credo nel fatto che i giovani, in mezzo a tante porcherie e violenze che avete sentito anche negli ultimi tempi, sappiano già in qualche modo intuire un mondo che verrà e che sostituirà quello attuale. Però
non si può buttare a mare tutto quello che è stato semplicemente perché appartiene al passato. Ci sono cose, gusti, personaggi, tradizioni, miti e riti che vale la pena riprendere e soltanto una cultura autenticamente popolare può fare questo. Un grande abbraccio a tutti. Venezia, avete sentito parlare del Doge? Venezia risorga, risorga Venezia per sempre!